l'istituzione a farlo, perché ovviamente come azienda l'abbiamo a cuore, ma che ci supporti l'istituzione in questo, grazie. Bene, se adesso volete approfittare e fare un giro studiato, se ci sono delle domande, curiosisce, siamo a disposizione per un rapido confronto. Grazie a tutti. Grazie. Siamo col sindaco Mauro Arberao al bordo di uno dei nuovi bus di Arriva Veneto. Sì. Un nuovo progresso, insomma, contro le emissioni di CO2. Esatto, sono i nuovi pullman a biometano finanziati dalla Regione del Veneto. Qui va un ringraziamento alla Regione e anche a Arriva Veneto, perché ha pensato chiaramente alla nostra città. Pensate che questi sono i primi pullman nel Veneto a biometano e partiranno proprio dalla nostra città, dalla nostra Chioggia, quindi sapere che i nostri concittadini saliranno a bordo su 7 nuovi mezzi che sono anche rispettosi dell'ambiente, questo ovviamente è un orgoglio per la città e un ringraziamento che va ad Arriva Veneto per l'attenzione che sta rivolgendo nella nostra località, che ricorda una località turistica importante. Ti ringrazio tanto. Grazie. Sempre dotati di telecamera, i mezzi, giusto? Sì, tutti. Servono, vero? A tutela dell'autista? Dell'autista soprattutto. Sono in wifi, non sono più con i cavo, sono tutti in wifi. Tutto in wifi? Questo è il posto per i disabili. Che salgono Da qua, sì, questo si tira su. Esce la pedana e sale e si posiziona. e si posiziona. Quanti posti ha a sedere? 55. Siamo con Angelo Costa, presidente di Arriva Veneto e delegato di Arriva Italia. Mi dica cosa siamo, come mai siamo qua a Campo Cannoni con questi bellissimi autobus, sembrano nuovi di zecca. No, lo sono, stiamo inaugurando questi 7 nuovi mezzi appena acquistati da Iveco, anche grazie a un finanziamento importante da parte della Regione Veneto per appunto introdurre nuovi mezzi, non solo nuovi ma soprattutto sostenibili dal punto di vista ambientale, perché vengono alimentati a biometano. A biometano? Sì, questa è una novità importante perché non sono i primi mezzi a biometano, ma nel caso dei mezzi per il servizio extraurbano siamo effettivamente tra i primi, sicuramente in Regione Veneto, ma anche a livello Italia tra le prime realtà. Questi 6 autobus saranno in forze sulle corse che partono da Chioggia, quindi? Sì, con una percorrenza annua stimata di circa 800.000 km e poi soprattutto appunto grazie a questo tema delle emissioni zero stiamo stimando che ci sarà una evitata emissione di CO2 di circa 150 tonnellate annue a mezzo. Che non sono poche, A livello di costi, di carburante? Ma i costi di carburante sono sostanzialmente poi allineati. In questo momento qui il tema del tema costo importante è quello della sostenibilità ambientale, il costo passa in secondo piano. Poi c'è anche una condizione di mercato, quindi il prezzo è quello di mercato, in questo momento qui condizionato da tutte le vicende che ci sono. Esatto. Non è stata una scelta dettata dall'aspetto economico. È stata una scelta dettata dall'esigenza ambientale che c'è in questo momento. Sì. Quando cominceremo a vederli in giro per... Breve tempo di completare, come dire, l'allestimento e le formalizzazioni, ma sì, sono pronti. La ringrazio tantissimo. Grazie infinite. Con Marco Dolfin, consigliere regionale, a Campo Cannoni alla presentazione dei nuovi autobus che vanno a biometano. Sì. Finanziati parzialmente dalla Regione. Esatto, dal Ministero, come vedi, il Ministero anche della Transizione Ecologica, la Regione del Veneto. Appunto abbiamo attraverso Arriva Veneto, che gestisce il servizio extraurbano da e per Venezia, ha deciso la società Arriva Veneto di investire ovviamente
su nuove forme di autobus ecologici che già vediamo spesso e volentieri nelle nostre strade, nelle nostre realtà quotidiane, ma oggi abbiamo nuovi autobus che vanno appunto alimentati a biometano. È sicuramente una novità per un servizio extraurbano, forse è il primo della regione e anche d'Italia, e dunque un plauso anche alla società che investe, che sta investendo appunto sul tema della transizione ecologica. Ormai è una parola che spesso e volentieri sentiamo, parliamo, discutiamo, e si va appunto nella direzione della salvaguardia del clima e di tutta la sostenibilità ambientale. E sicuramente è molto importante questo investimento, che dimostra anche che la società ha intenzione appunto di voler dare un servizio sempre più di qualità, un servizio che si aggiunge a quello che sapevamo già della linea 80, anche la linea 85, quella che va in aeroporto, dunque a maggior ragione proprio per dare ai turisti che vengono da fuori anche un servizio sempre più accogliente, più comfort e quant'altro, e sicuramente rispettoso anche per l'ambiente. Dunque un grazie a Riva Veneto che investe sul nostro territorio, dunque un vanto anche per l'amministrazione comunale di Chioggia, perché il lancio viene fatto proprio qua nel nostro comune. Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico e direttore di SST, che in questo momento ha ceduto lo spazio del parcheggio in Campo Cannoni per l'esibizione, diciamo la mostra di questi 7 autobus che vanno a biometano. Sì, buongiorno a tutti. Noi ovviamente abbiamo fatto la parte nostra, abbiamo ceduto volentieri il parcheggio di Campocannoni per questa mattina. Ci sono 7 begli autobus che vanno a biometano, quindi siamo contenti perché è un passo, diciamo, verso una economia sostenibile, soprattutto un ambiente sostenibile. Sono degli bellissimi autobus, con Riva Veneto abbiamo un ottimo rapporto e spero che possano essere utili per i cittadini. Ovviamente abbiamo consentito l'accesso all'interno del parcheggio per questa mattina, e ci tengo a sottolinearlo che tutti gli abbonati al parcheggio hanno potuto parcheggiare in altri parcheggi. Giustamente, grazie infinite. Buongiorno.